Io penso che in questo momento in cui c'è bisogno di portare veramente delle risorse economiche in tutta Italia, a tutti i livelli, trasformare i valori, un patrimonio di cultura e tradizioni come quello del territorio italiano e portarlo alla ribalta, farlo conoscere e trasformarlo in turismo può essere una delle soluzioni a cui possiamo ricorrere per risolvere la crisi economica. Infatti il turismo del territorio cresce veramente in maniera vertiginosa, gli italiani vanno alla scoperta delle tradizioni, abbiamo fatto questo esperimento il 17 gennaio di quest'anno sul patrimonio culturale immateriale ma soprattutto sul dialetto, che è andato benissimo. C'è un concorso a cui hanno risposto centinaia di persone e il 17 gennaio prossimo riproporremo questa giornata nazionale del dialetto. Abbiamo scoperto ad esempio che a Torino c'è un archivio linguistico italiano che è un ente pubblico che non conosce nessuno, sta nei seminterrati dell'Università di Torino, però una volta che si riesce a metterli insieme diventano un esercito vero e proprio e siamo convinti che il dialetto sia una di quelle cose da riscoprire perché non è morto. Ecco, un bel annuncio è questo: il dialetto non è morto, è nel cuore di tutti gli italiani.